21 aprile, Penne Criticone. Allora Fabio, a che punto siamo? Quanti sono i giornalisti accreditati e quanti ospiti sono previsti? Non credevo che i miei amici giornalisti ci dessero retta, sia a me che a Enrico Panzarasa di Terraferma, invece hanno creduto e hanno voluto sfidarsi stasera qui da noi. Saranno 26 giornalisti accreditati, spaziano dagli aperitivi antipasti ai primi, secondi dessert, un bel misto direi. Abbiamo oltre a loro, ho detto 26, abbiamo un centinaio di clienti che giudicheranno e una ventina di colleghi ristoratori e chef che daranno anche loro il loro punto di vista sul menù, quindi la loro critica. Siamo contentissimi, siamo alla prima edizione, non pensavamo un successo così grande, il tempo ci ha aiutato oggi, giornata magnifica, sono tutti ai fornelli lì dentro e saranno in postazione fra una mezz'oretta, attendiamo l'arrivo degli ospiti, siamo contentissimi che tutto vada bene. Quindi un 200 persone qui a Torreglia per Penne Criticone? Sì, per Penne Criticone circa 200 persone stasera da Ballotta per assaggiare questi piatti. Bene, grazie Fabio. Grazie a voi.